Rieccoci in diretta all'emergenza coronavirus e gli aggiornamenti di oggi in attesa di capire cosa accadrà, se il governo recepirà quelli che sono una sorta di emendamenti, di modifiche alla bozza richieste dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Emilia-Romagna, che hanno trovato una sintesi un po' su alcuni dei punti. Un effetto economico che sta assumendo toni sempre più seri e importanti. E allora c'è attesa anche da parte delle categorie come quella del commercio su quanto potrebbe cambiare di questa ordinanza. Abbiamo in collegamento al telefono con noi il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, Federico Capraro. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Non è un buongiorno, ma siamo i primi a doverlo far diventare, per cui siamo pronti. Siete pronti a cosa esattamente? Anche a eventuali modifiche, altre ordinanze, insomma avete letto, avete sentito insomma quali sono le modifiche, ci sono delle richieste da parte del governo che ad esempio anche per quanto riguarda i bar di attuare delle restrizioni, di stare attenti a evitare assembramenti, le distanze di sicurezza, come potranno essere messe in atto queste misure secondo voi? Ma siamo pronti a gestire le emergenze. Domenica scorsa in poche ore è precipitata una situazione per tutto il settore turismo e per una parte del settore commercio. Siamo pronti a gestire anche le modifiche delle ultime ordinanze. Non siamo pronti e non possiamo però accettare che una comunicazione mal gestita comprometta l'economia di un territorio che è la locomotiva d'Italia e quindi l'economia di un paese. Questo non lo possiamo accettare e non siamo in grado di gestire una cosa del genere. Noi possiamo invece, come ogni volta, ripartire, rialzarci e tornare a trasmettere anche la positività, che è una delle iniziative che sul brevissimo dobbiamo fare, perché dobbiamo recuperare orgoglio e positività. Ognuno si deve chiedere cosa posso fare io e deve iniziare a farlo. È una situazione di emergenza e questo ci viene chiesto. Senta, i suoi associati sia dal punto di vista del settore turismo che dal punto di vista del commercio, che preoccupazioni le stanno riportando? Quali sono le paure principali? Principalmente la paura è per l'occupazione, non essere in grado di garantire i posti di lavoro ai propri collaboratori che hanno capito la situazione, che si sono resi disponibili, che in questi giorni sono, guarda caso, molti in ferie, proprio per permettere alle aziende di trovare delle soluzioni nell'immediato. In realtà questa è la prima preoccupazione, la seconda è di non riuscire a fare fronte a un periodo che si prospetta a lungo. Se per il commercio prevediamo tempi di recupero un po' più veloci, per il turismo e soprattutto per le località turistiche le vediamo molto lunghi e questo crea sicuramente difficoltà e preoccupazione. Ha visto il video che è stato preparato da Casugana, dall'amministrazione comunale, ripartire, Treviso non si ferma, è la strategia giusta questa? Ma è la strategia assolutamente giusta, lo abbiamo condiviso, lo abbiamo promosso, bisogna farlo, abbiamo una realtà che gode nel mondo di grande credibilità, grazie ai nostri imprenditori, grazie a dei volti noti, grazie a un territorio, un paesaggio straordinario. Credo che questi debbano essere i testimonial di questi messaggi e quindi dobbiamo sicuramente mettere in campo una comunicazione a livello internazionale molto importante. Ma questo va nel lungo periodo e nel lungo raggio. La stagione turistica è imminente, credo che si debba guardare anche all'immediato. E alcune proposte che da Treviso sono partite al nostro livello regionale e nazionale fanno proprio riferimento al fatto che gli italiani per primi oggi devono tornare a puntare sull'Italia anche turisticamente e dobbiamo chiedere delle misure in questo senso, perché
fare la vacanza in Italia nel 2020 per gli italiani deve essere certo un motivo, come dicevo, di orgoglio e di positività, ma deve essere anche un'opportunità. Noi chiediamo le detrazioni fiscali per coloro che prenotano, che pagano le proprie vacanze con una modalità tracciata e che possano quindi poi rendicontare questa spesa come se fosse una delle tante spese che si possono detrarre. Questo sarebbe sicuramente uno strumento che aiuterebbe almeno a sviluppare da subito il turismo interno. Senta, per quanto riguarda invece le misure per locali, bar, negozi, cosa pensate? Insomma, lei dice forse lì il recupero sarà più veloce, però ci sono delle questioni da mettere in atto a brevissimo, appunto questo tentativo di controllare che non ci sia troppa gente, cioè come concretamente si metterà in atto? Avete già sentito i vostri associati? Cosa ne state parlando? È una cosa veramente nata qualche ora fa, per cui ci stiamo lavorando adesso. Se devo essere sincero, non corriamo il rischio di avere al momento situazioni di sovraffollamenti, parliamoci chiaro. Lei dice che la psicosi sta lavorando su questo, cioè non c'è il rischio che ci sia tanta gente, questo è il concetto? Oggi i nostri centri storici non vedono portici, vie affollate e piazze affollate, parliamoci chiaro. Al netto dei cinema, delle sale da ballo che sono chiusi, anche i locali, i ristoranti risentono in maniera pesante di questa situazione che ha fatto togliere anche venir meno il mood, la voglia di uscire, di stare insieme, al di là della voglia dell'acquisto o del consumo, per cui saranno misure che riusciremo ad adottare, però ripeto, non ci sono le condizioni che evidenziamo essere particolari, perché sarà una ripresa lenta da questo punto di vista. Senta, la lascio però facendo un appello insomma, alla gente, lo stiamo facendo un po' in questi giorni, ma è bene sempre ribadirlo. Cosa si sente di dire ai cittadini di Treviso, non solo di Treviso in particolare, ma visto che lei è il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, ai cittadini? Beh, così come Treviso non si ferma, e quando dico Treviso città, Treviso territorio, Treviso provincia, dico che Confcommercio non si ferma. I nostri negozi non si fermano, le nostre attività non si fermano. Oggi io non sono, e mi dispiace non essere in trasmissione con voi, ma sono in albergo, sono in attività, ho i miei collaboratori in ferie, siamo un pubblico esercizio, dobbiamo servire la nostra cittadinanza e la nostra utenza, siamo presenti, siamo aperti. Ecco, io credo che si debba ripartire da questo concetto. Di essere positivi, di essere aperti, di essere pronti. Dopodiché è vero che le disdette per la ristorazione e soprattutto per l'alberghiero fanno vedere numeri drammatici. Abbiamo avuto il 90% di disdette la settimana scorsa e quella entrante. Il 90%? Più del 50%, sì. In queste 2 settimane, in coincidenza con la chiusura delle scuole, quindi fino alla fine della prossima settimana, questi sono i numeri. Più del 50% delle disdette fino a Pasqua e una previsione di disdette per il nostro territorio fino all'inizio dell'estate. Sapete bene che nelle località turistiche, penso al litorale, stanno già arrivando da giorni le disdette per luglio e per agosto. Per cui questa è una situazione, ma a questa si fa fronte con un impegno comune e con grande orgoglio di appartenere a un territorio che ne ha passate molte, ha vinto tutte le sfide e vincerà anche questa. Grazie allora con questo messaggio di speranza, grazie al presidente di Ascom Confcommercio Federico Capraro e buon lavoro allora nel suo albergo, perché appunto è la testimonianza più viva del fatto che la Marca è aperta, il Veneto è aperto. Buon lavoro allora, buon lavoro e vedremo allora cosa accadrà nei prossimi giorni. Grazie. Grazie. Però mi permetta una raccomandazione. Certo.
buon lavoro anche a voi, che in questa fase avete un ruolo fondamentale. Certo, certo, ne sentiamo tutto il peso, insomma, tutta la responsabilità. Grazie. Ci contiamo. Grazie al Presidente Capraro. Queste le parole del Presidente di Asconfcommercio che testimoniano, insomma, danno un po' la temperatura della situazione, in attesa di capire cosa accadrà per le misure accettate o meno, le modifiche accettate o meno dal Governo, ma lo avete sentito, la preoccupazione maggiore non è tanto su come verranno gestite le eventuali misure di contenimento in bar e ristoranti, che pure è importante, o per teatri e cinema, che pure è importante, ma la grossa preoccupazione è quella del turismo, che è il traino anche del Veneto. Avete sentito il 90% di disdette, il 50% di disdette fino a Pasqua, stanno fioccando le disdette anche nel litorale, ovviamente addirittura fino a luglio e agosto, e questa è la situazione più drammatica. Io direi che adesso possiamo tornare, oscilliamo sempre un po' tra la parte economica e quella, diciamo, epidemiologica, perché sono i due versanti della situazione coronavirus. Direi che potremmo, se la regia, intanto chiedo alla regia se velocemente mi fa un compito di nuovi contributi, non credo, Fabrizio. Ah, benissimo, è arrivata, benissimo. Allora, questa mattina, grazie ad Antena 3 e Rete Veneta, avete potuto assistere in diretta alla messa della Basilica della Salute con il Patriarca Francesco Moraglia. Allora vediamo il servizio proprio su questo importante momento che vi abbiamo offerto in diretta. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Iniziamo questa celebrazione della Quaresima, la prima domenica, in un modo anomalo. È un modo per ripensare tutte quelle cose che ordinariamente entrano nella nostra vita e che consideriamo scontate. La Basilica della Salute ha le porte chiuse ed in pochissimi dai banchi assistono alla messa della prima domenica di Quaresima, celebrata dal Patriarca Francesco Moraglia. Cari fedeli che potete partecipare a questa celebrazione eucaristica grazie ad Antena 3, a Rete Veneta e a Gente Veneta Facebook, siamo e viviamo un momento importante. Perché? Perché le difficoltà per il cristiano devono diventare opportunità. Una modalità diversa di vivere il giorno del Signore con la parola di Dio, che grazie alle telecamere di Antena 3 e Rete Veneta è riuscita comunque ad arrivare a tantissimi fedeli. Opportunità, quindi ripartenza, speranza. Alle 12, come è già stato per il mercoledì delle Cenebri, alle ore 12 suoneranno le campane della nostra diocesi. Sono un grido di speranza. L'epidemia di coronavirus ed il conseguente divieto di manifestazioni, cerimonie religiose comprese, sta cambiando le nostre vite. Le odierne circostanze ci costringono a sperimentare che cosa vuol dire essere Chiesa privata del suo bene supremo, l'Eucaristia. Celebrazioni fermate giustamente per una precauzione che si può e si deve capire, dice il Patriarca, ma allo stesso tempo auspichiamo che le cose cambino velocemente. Vogliamo tornare a celebrare l'Eucaristia, magari con una consapevolezza più grande, magari con una fede più grande, ma vogliamo tornare a celebrare l'Eucaristia. Sono vicino con tutto il cuore ai malati, ai loro familiari. Sono vicino con gratitudine ai medici,
agli infermieri, sono vicino al personale della protezione civile, agli amministratori. Devo ringraziare il Presidente della Regione, che ho sentito anche pochi minuti fa, prima della celebrazione eucaristica, il quale so che si sta adoperando per cercare di essere rigoroso nel rispetto della sanità pubblica, della pubblica salute, ma anche disponibile a riattivare una vita comune anche a livello di culto e di preghiera. Poi il momento finale con il patriarca che affida la città ed il Veneto tutto alla Madonna della Salute. La Madonna di noi veneziani, la nostra città, le nostre terre, le terre del patriarcato, le terre venete, chiedendo come i nostri avi hanno fatto parecchi secoli fa di essere per noi madre e di prenderci per mano tutti, non lasciando solo nessuno. Lei certamente lo farà. Forse in quel momento illuminerà anche i nostri cuori, perché anche noi, a nostra volta, sappiamo tendere le mani agli altri. La Madonna della Salute. Infine le campane a distesa, tutte le chiese ed i campanili della diocesi si sono unite in questo corale grido di speranza. Nel frattempo ci sono novità dal punto di vista del Friuli Venezia Giulia, perché poco fa si è conclusa la conferenza stampa del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Sapete, da ieri sera il primo caso, diventati 5 questa mattina, e allora il governatore del Friuli Venezia Giulia ha chiesto che anche in Friuli Venezia Giulia ci siano le scuole ancora chiuse per una settimana. Dovrebbe essere raggiunta a breve l'intesa fra la Regione e il Governo, dopo che il governatore Fedriga ha chiesto la chiusura di scuole e università per un'altra settimana a partire da domani e fino a domenica 8 marzo, proprio in proprio a causa, scusate, della scoperta di 5 casi in Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia invece ieri era ancora sulla strada della riapertura, proprio perché non c'era l'emergenza, ma è cambiato tutto lo scenario in poche ore. Quindi Fedriga ha chiesto nella conferenza stampa, lo ha detto, ha chiesto di poter tenere ancora le scuole chiuse per una settimana, e così probabilmente sarà, dovrà decidere il governo, ma dovrebbe essere una ratifica di quanto è stato chiesto. Questo dunque per quanto riguarda il vicino Friuli Venezia Giulia. La decisione invece per il Veneto era già nota da ieri, la sospensione delle lezioni ma non delle attività scolastiche, e questo lo ricordiamo, nel senso che il personale ATA e il personale ausiliario docenti possono andare a scuola. Decideranno evidentemente i vari istituti se e come organizzare il lavoro. Insomma, poi questa è una decisione che viene presa, credo, a livello di istituti comprensivi. Peraltro dovremmo anche, chiedo in redazione da Francesca Bozza a Marta Marangon se riusciamo a sentire un preside proprio su questo, per capire come gestiranno la settimana ulteriore di stop alle lezioni. Vi ricordo che sentiremo anche sempre fra poco, lo stiamo cercando, i lavoratori dei bar, di chi lavora all'interno del Marco Polo, per farci un racconto della giornata, di queste giornate all'interno dell'aeroporto, con i voli ridotti proprio per la situazione coronavirus, e quindi situazioni che vedete con queste immagini molto eloquenti all'interno del terzo scalo italiano, cioè quello di Venezia, fanno capire com'è la situazione, ma d'altronde le parole che ci ha dato poco fa
il presidente di Ascom-Confcommercio Capraro. Ecco, ancora anche questa è davvero emblematica. Le parole di Capraro insomma ci fanno capire come quello del turismo sia il settore davvero più colpito, e il fatto che ci siano restrizioni verso l'Italia, ad esempio, dagli Stati Uniti e dagli altri paesi europei, non fa che aumentare questa situazione di disagio evidente che difficilmente si riuscirà a recuperare in tempi brevi. Tutto questo mentre l'aggiornamento di 223 contagiati, lo ricordo anche per dare una comunicazione appunto corretta, vede la metà di queste persone asintomatiche. Purtroppo come dire, c'è una schizofrenia in questa settimana, ma è una schizofrenia inevitabile, nella quale si cade perché abbiamo da una parte un virus di bassa letalità ma di ampio contagio, e dall'altra appunto i timori. Come dire, non è la peste, si è detto in questi giorni, non è Ebola, però è un virus che può creare problemi agli anziani, alle persone appunto con patologie, e soprattutto può creare a catena dei problemi soprattutto negli ospedali. E quindi il tentativo da parte del governo e delle regioni è quello di cercare di evitare il maggior numero di contagi. Ecco, da qui le misure che però vengono interpretate soprattutto all'estero come qualcosa di più grave, e da qui il circolo vizioso della tempesta mediatica e di chi pensa che arrivare in Italia significa di fatto cadere, diciamo, in uno stato di gravità sanitaria eccezionale. Non so se possiamo ricollegarci con Anna Maria Parisi per fare un po' il punto di questa mattinata importante. Anna Maria Parisi sta seguendo le evoluzioni all'interno della sede della Protezione Civile regionale. Da quello che si è capito le riunioni si sono chiuse in questa mattinata, e quindi adesso la palla passa di fatto a Roma. Ci sta aggiornando costantemente, si spostano dunque in un'altra sede. Allora torniamo a parlare di previsioni e di quanto potrebbe durare questa emergenza. Lo diceva ieri l'assessore regionale Lanzarin, parlava di una curva che sta scendendo, perché la crescita non è esponenziale, anche se è costante, e allora sentiamo l'assessore Lanzarin proprio su questo. Incrociamo le dita e sicuramente insomma, speriamo che la situazione da noi sia una situazione stabile, che prevede insomma, questi numeri e queste variazioni minime, anche perché ricordiamoci che noi abbiamo fatto già tutti i tamponi a Vo, e poi abbiamo fatto un numero di tamponi importante, 8.359 tamponi, è un numero importante, più grosso della Lombardia sicuramente, e quindi con un'incidenza, se vediamo rispetto alla Lombardia ma anche rispetto all'Emilia Romagna, mi sembra che l'Emilia Romagna a memoria ha fatto 1.500 tamponi e ha già più di 200 positivi, quindi noi invece su 8.350 tamponi abbiamo 196 positivi, quindi è chiaro che ci sono situazioni diverse. Incrociamo le dita, ripeto, rispetto a quelli che sono i nostri numeri, a quella che è la curva oggi, a quello che è l'andamento anche rispetto ai ricoverati, e quindi anche le situazioni più critiche, le situazioni respiratorie che chiedono un intervento in malattie infettive o dopo in terapia intensiva. Però in qualsiasi caso noi abbiamo il dovere insomma, di essere pronti, e per questo insomma, siamo pronti sia con attrezzature ma anche con posti letto. Torniamo invece alla messa di stamane dalla Basilica della Salute. Allora sentiamo i passaggi cruciali dell'omelia del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Cari fedeli che potete partecipare a questa celebrazione eucaristica grazie ad Antenna 3, a Rete Veneta e a Gente Veneta Facebook, siamo e viviamo un momento importante
Perché? Perché le difficoltà per il cristiano devono diventare opportunità. Questo modo anomalo di iniziare la Quaresima, grandemente anomalo, deve diventare per noi un'opportunità di grazia e anche un'opportunità sulle scelte di vita umane. Intanto l'Eucaristia, la parola di Dio, la comunità sono grazia. Troppe volte ce ne siamo dimenticati o ce ne dimentichiamo. Quando ci vengono tolte torniamo a percepirle come quei doni importanti che ci accompagnano e dei quali non sempre abbiamo coscienza e consapevolezza. Opportunità anche sul piano umano, gli stili di vita. È importante che soprattutto chi vive il nostro tempo sappia mettere in atto relazioni umane e sociali che siano in grado di questa sfida globale che stiamo vivendo e che ci riguarda anche nei nostri comportamenti e stili di vita. Opportunità, quindi ripartenza, speranza. Alle 12, come è già stato per il mercoledì delle Cenebri, alle ore 12 suoneranno le campane della nostra diocesi. Sono un grido di speranza e nello stesso tempo ci vogliono ricordare quello che i nostri antenati cristiani di Abitene, martiri per la loro fede, dicevano di fronte a chi li condannava per la loro fede: sine Dominico non possumus. La comunità cristiana, il cristiano non può vivere senza l'Eucaristia, cioè senza il Signore Gesù. Le odierne circostanze ci costringono a sperimentare che cosa vuol dire essere Chiesa privata del suo bene supremo, l'Eucaristia, il Signore crocifisso e risorto, realmente presente nel gesto di spezzare il pane. Quindi iniziamo un cammino quaresimale ripensando proprio attraverso questa situazione anomala quanti doni, quante grazie, quante opportunità dobbiamo non lasciar cadere nella nostra vita. Questo imprevisto, forzato digiuno eucaristico ci fa apprezzare proprio la parola che diventa sacramento. Noi a poche centinaia di metri, essendo nella Basilica della Salute, vediamo la chiesa basilica cattedrale di San Marco. Là ci sono le spoglie dell'Evangelista che termina il suo Vangelo con queste parole: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Non esiste un cristiano credente e non praticante. Chi crederà e sarà battezzato, chi crederà e vivrà l'Eucaristia sarà salvo. È un momento, dicevo, importante, un momento di opportunità da cogliere, e ricordo quindi che la domenica il giorno del Signore, quindi il giorno della comunità, quindi il giorno dei fratelli, il giorno che noi siamo chiamati a celebrare attraverso la partecipazione all'Eucaristia, ma non solo.
certo attraverso la celebrazione eucaristica, il sine dominicum non possumus, senza il Signore Gesù non possiamo vivere, sine dominico, ma anche attraverso la carità, le relazioni buone con gli altri, i gesti semplici che possono essere anche una telefonata, che possono essere una visita a una persona sola. Ci sono tante povertà nella nostra città, nei nostri paesi, che con un po' di fantasia e carità possiamo intercettare e aiutare la vita di molti fratelli. Questa è la Quaresima, non un digiuno fine a se stesso, non arrivare alla settimana santa pesando 2 chili di meno, ma un digiuno che è lacerarsi il cuore. E le parole del Vangelo sono molto chiare, basterebbe prendere le 3 parole del Vangelo per avere un progetto, un programma, un cammino spirituale. Non di solo pane vive l'uomo. Questa parola come ci aiuta, obbliga ad essere più essenziali. Non tenterai il Signore Dio tuo. Com'è il nostro rapporto con Dio? Di dimenticanza, di domanda o di intimità filiale? Fidarsi di Dio, tornare a fidarsi di Dio. La Quaresima è anche questo. E poi dobbiamo anche essere attenti a non pretendere nella nostra vita di essere il centro di tutto. Dicevo il suono delle campane, vuole essere, deve essere, vogliamo che sia un grido di speranza, umile ma forte, che nasce da persone credenti ma che diventa un segno pubblico e ancora dice questo segno sine dominico non possumus. Vogliamo tornare a celebrare l'Eucaristia, magari con una consapevolezza più grande, magari con una fede più grande, ma vogliamo tornare a celebrare l'Eucaristia. Sono vicino con tutto il cuore ai malati, ai loro familiari. Sono vicino con gratitudine ai medici, agli infermieri. Sono vicino al personale della protezione civile, agli amministratori. Devo ringraziare il Presidente della Regione, che ho sentito anche pochi minuti fa, prima della celebrazione eucaristica, il quale so che si sta adoperando per cercare di essere rigoroso nel rispetto della sanità pubblica, della pubblica salute, ma anche disponibile a riattivare una vita comune anche a livello di culto e di preghiera. Ci sarà un momento finale in cui consacreremo, affideremo alla nostra cara Madonna della Salute, la Madonna di noi veneziani, la nostra città, le nostre terre, le terre del patriarcato, le terre venete, chiedendo come i nostri avi hanno fatto parecchi secoli fa di essere per noi madre, di correggerci, ma di accompagnarci come sa fare una madre e come lei sa fare più e meglio di qualsiasi altra madre. Chiederemo a lei di prenderci per mano
e di prenderci per mano tutti, non lasciando solo nessuno. Lei certamente lo farà. Forse in quel momento illuminerà anche i nostri cuori, perché anche noi, a nostra volta, sappiamo tendere le mani agli altri. La Madonna della Salute è colei che ama Venezia e sa di essere amata profondamente da tutti i veneziani. Le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, le avete sentite in diretta con la possibilità che vi ha offerto, che hanno offerto Antena 3 e Rete Veneta con la messa in diretta. Allora, fra poco mi scrive Lorenzo Maier, c'è una buona notizia dal Lido di Venezia, quindi magari fra poco lo sentiamo al telefono, ma noi al telefono fra poco avremo anche un preside, avremo Antonio Chiarparin, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Stefanini di Treviso, per capire come si preparano a questa settimana nelle scuole. In attesa del preside Chiarparin, allora sentiamo il governatore Luca Zaia o il dirigente sanitario Mantuan? Dovremmo avere anche Zaia, eccolo qua. Allora sentiamo il governatore Luca Zaia, raccolto poco fa da Anna Maria Parisi. Voi avete chiesto delle misure restrittive che siano meno pesanti, ce le puoi illustrare molto rapidamente? Per il Veneto tenere aperti i luoghi di aggregazione, questo sì, per dare un segnale, ovviamente accogliendo diciamo, le linee guida del mondo scientifico, aperti i ristoranti, aperti i bar, però solo con il servizio al tavolo e mantenendo le distanze di sicurezza, e aperti i teatri, aperte i cinema, sempre mantenendo la distanza di sicurezza, la semplifico, e così per i centri commerciali. La chiusura delle discoteche, perché su questo fronte è stato dato parere negativo, la chiusura di ogni forma di aggregazione fuori dagli esercizi dove si fa mescita di bevande e alimenti, il che significa che si serve solo al tavolo. Le scuole restano sospese le attività didattiche, queste misure creano ulteriori preoccupazioni o c'è un messaggio che vuol lanciare? Dal Veneto si cerca di lanciare? Le posso garantire che la comunità scientifica chiedeva ben altro. Proprio prova ne sia che noi abbiamo presentato su nostra volontà anche il tema dei luoghi di culto, cioè la possibilità di aprire le chiese, che sono già aperte peraltro, ma poter fare le messe, oppure le sinagoghe, le moschee, quello che è, assegnando i posti, cioè assegnando le distanze e quindi da assumere tra cittadino e cittadino. E dico che la proposta è più edulcorata rispetto a quello che il mondo scientifico vorrebbe, sempre nel rispetto della sicurezza dei cittadini. Perché il rischio è sempre di questa epidemia che può avere uno sviluppo, lei dice rispetto a dei modelli, però non siamo ad una situazione gravissima. Ma guardi, noi abbiamo i modelli, le proiezioni, soprattutto l'esperienza di Wuhan in Cina, da dove è partito il coronavirus. Sappiamo che dovrebbe esserci una crescita esponenziale, siamo pronti ad affrontare anche questa, non vogliamo diffondere allarmismo. In questo momento abbiamo 223 contagiati, quindi non c'è stata ancora questa esplosione, 59 sono ricoverate di queste persone perché sono quelli che effettivamente hanno sintomi, e 13 delle quali in terapia intensiva, 7 sono stati dimessi. La struttura sanitaria del Veneto deve affrontare però una situazione di difficoltà in alcuni reparti, soprattutto per le urgenze, per le terapie intensive. Guardi, è una grande sfida per noi, una grande sfida soprattutto perché intanto ringrazio tutti gli uomini e donne della sanità perché rischiano del proprio tutti i giorni. Prova ne sia che la notizia di oggi è il tema di Verona, con il contagio tra gli ospedalieri e quindi quello che ne deriva, sia la messa in isolamento fiduciario, e quindi perdiamo anche oltretutto uomini e donne valide nel sistema. E diciamo che comunque il sistema tiene, siamo attrezzati al peggio, ovviamente un peggio che non deve essere peggio. Misure sanitarie e poi misure economiche, provvedimenti a sostegno dell'economia, lei andrà anche a Roma ad un incontro. Sì, noi prossima settimana porteremo avanti questa sfida
per risorse ancora per la sanità, e poi chiedere ovviamente, il motivo principale è quello di avere interventi straordinari, urgenti e speciali per le nostre imprese, a partire dal turismo che è letteralmente in ginocchio. Qui in Veneto si dice che in ginocchio si sta solo quando si prega, noi veneti abbiamo questo spirito, però è pur vero che in questo momento il Veneto è in ginocchio e va aiutato sul fronte della prima industria che è il turismo con 18 miliardi di fatturato, ma anche di tutte le altre imprese. Che richieste farai sull'aspetto dei provvedimenti economici? Ma stiamo redigendo un documento con le altre due regioni, quindi Lombardia ed Emilia Romagna, comune. L'ottica è quella di fare degli interventi straordinari e urgenti rispetto alla fiscalità e altri temi, e dall'altro anche di iniezione di risorse fresche nel mercato, e dopodiché ovviamente questo Paese deve dotarsi di un budget importante per fare una campagna diciamo, di riposizionamento e di reputation a livello internazionale, cioè dobbiamo riacquisire quella credibilità che abbiamo sempre avuto. Sulla vicenda che nei social è circolata, che ha creato tante polemiche e poi anche tensioni con la Cina, lei su questo ha mandato anche una lettera all'ambasciatore cinese. Ma guarda, per me è una partita chiusa, se poi qualcuno vuole tenere aperta, ben venga, la tenga aperta, non ho altro da aggiungere, e la fretta e forse anche la stanchezza nell'esporre hanno creato la miscela diciamo esplosiva. Il concetto di base era un altro, e l'ho scritto anche l'ambasciatore. Ha mandato questa lettera, le ha risposto l'ambasciatore? No, ancora no, cioè, l'ho inviata ieri, però devo dire, ecco, volevo dire che nessuno voleva offendere alcuno, ma era semplicemente una riflessione che aveva altre finalità ed altre motivazioni, che è stata mal interpretata, mal esposta, e per me è chiusa lì. Adesso questo documento è pronto, l'avete spedito a Roma, che cosa resta per la sua attuazione? Resta l'attesa di quello che è il tema della pubblicazione, ma soprattutto che prima ci diano una risposta. Così Zaia poco fa al microfono di Anna Maria Parisi, al microfono di Anna Maria Parisi anche il direttore generale della Sanità Domenico Mantoan, sentiamo anche lui. C'era appunto questa preoccupazione per quanto attiene alla salute, si diceva soprattutto della gente di una certa età e con le famose patologie pregresse. È così? Ho visto anche uno degli ultimi casi, quello del 50enne del Friuli Venezia Giulia di Gorizia, che si è autodenunciato avendo un senso civico molto forte. Possiamo aspettarci un evolversi differente di questo coronavirus? No. Allora, ormai è chiaro che questo virus sta circolando. È un virus che ha un'aggressività un po' superiore all'influenza, può colpire tutti, nella stragrande maggioranza dei casi non ci sono sintomi. È ovvio che nelle persone che hanno delle patologie presenti importanti, questo virus che si sovrappone alle patologie presenti importanti aggrava sicuramente lo stato clinico. Quindi è ovvio che le persone che hanno già patologie, le persone anziane, sono le persone più esposte alle conseguenze, alle complicazioni del virus. Il virus colpisce tutti, nella stragrande maggioranza dei casi senza sintomi. Ecco, è per questo quindi che il tampone non viene fatto a tutti. È per questo che la cosa importante non è il tampone, come ormai è chiaro, ma appena riusciamo a identificare una persona, un malato, è importante l'isolamento, cioè chi ha dei sintomi venga isolato anche a casa, soprattutto quelli che sono venuti in contatto con gli ammalati, venga isolato anche a casa, in isolamento fiduciario, stia a casa e cerca di venire in contatto meno possibile con altri pazienti. Così il direttore generale della Sanità Domenico Mantoan. Nel frattempo, lo dicevo prima, da Venezia Lido, Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Sì, buon pomeriggio. Anzi, buon pomeriggio, sì, perché il tempo sta passando, non ce ne rendiamo conto. Ci dai una buona notizia, è così? Ci sono anche delle buone notizie. Sì. Di che notizia si tratta? Sì, ecco. Tenevo appunto che possiamo dare questa notizia ufficiale in anteprima, che
dà un segnale di controtendenza a cui speriamo ne seguiranno anche altri. L'hotel Excelsior, che è l'hotel principale del Lido di Venezia, uno dei più importanti in tutta Venezia, insomma un simbolo dell'ospitalità mondiale, proprio questa mattina ha confermato che rimane l'apertura così come era previsto per il 18 di aprile. Quindi la stagione partirà regolarmente, non ci sarà nessuna riduzione. Ovviamente ho parlato con il bravissimo direttore generale dell'hotel, il general manager Alessio Razzazzera, il suo staff sta monitorando la situazione per valutare un po' le prenotazioni per i prossimi mesi, ma l'hotel Excelsior, che è gestito in mano a una multinazionale inglese, ha confermato che non cambierà i suoi programmi né dal punto di vista appunto dell'ospitalità né per quanto riguarda l'occupazione. Sono stati confermati anche dei lavori importanti all'interno e all'esterno della struttura, uno su tutti il restauro e il ripristino di quella che è la facciata monumentale dell'hotel dei primi Novecento fronte mare, e quindi rimane confermata appunto l'apertura regolarmente così come previsto subito dopo Pasqua per il 18 di aprile fino ai primi di novembre. A questo proposito mi collego anche per smentire alcune fake che erano circolate in rete. Anche la Biennale di Venezia, anche se non ce ne sarebbe bisogno, conferma che si svolgerà regolarmente la mostra del cinema al Lido, anche se qualcuno aveva appunto parlato di una possibile cancellazione, che è una voce del tutto infondata. Quindi la mostra del cinema ci sarà dal 2 al 12 di settembre e rimane confermata anche la Biennale di Architettura, che ci sarà da fine maggio, che è stata presentata proprio l'altro giorno in streaming, proprio anche è questo uno degli effetti del coronavirus, quindi si è scelta una presentazione virtuale via social, via streaming, ma l'esposizione sarà regolarmente aperta da fine maggio fino a novembre ai Giardini delle Arsenali. Quindi possiamo dare questa buona notizia e smentire due indiscrezioni che erano trapelate. Quindi per quanto riguarda questi due grandi eventi per Venezia, la mostra del cinema e la Biennale di Architettura sono confermati come previsto. Saranno i due appuntamenti importantissimi per il nuovo presidente della Biennale, Roberto Cicchitto, che si insedierà nei prossimi giorni, quando le commissioni parlamentari termineranno il loro iter, e l'Excelsior, che conferma il suo programma per quanto riguarda l'ospitalità 2020. Grazie Lorenzo Maier per queste importanti novità dal Lido di Venezia. Fra poco invece ci collegheremo con Antonio Chiarparin, preside, dirigente scolastico dell'Istituto Stefanini di Treviso, per affrontare insieme a lui il nodo delle scuole. Nel frattempo, in attesa di questo, io vi ricordo che il Friuli Venezia Giulia, che conta 5 contagiati, il primo ieri sera, un 50enne di Gorizia che ha contratto il virus all'ospedale Cafonciano di Treviso, e gli altri due tra Trieste e Udine, in tutto 5, il governatore del Friuli Venezia Giulia ha chiesto al governo di prorogare la chiusura delle scuole anche la prossima settimana. Si va verso questa direzione dunque anche per il Friuli Venezia Giulia, che invece ieri era orientato evidentemente verso un'altra soluzione, ma giustificato dal fatto che non ci fossero in quei momenti casi positivi. Dunque cambia un po' lo scenario anche nel Friuli Venezia Giulia. Allora, dicevamo, le scuole, lezioni sospese, ma non l'attività didattica. Non so se abbiamo già il preside Chiarparin. È ancora occupato e sarà occupato perché probabilmente ci sono molte telefonate, credo, in corso anche con i suoi docenti o con il personale delle scuole. In questo momento è inevitabile che sia così. Allora, se non ci sono altri contributi, stiamo aspettando di ricollegarci con Anna Maria Parisi, ma nel frattempo
La macchina del quartier generale in questo momento è in fase di attesa, quindi non ci sono grosse novità se non quelle che abbiamo sentito poco fa sia dal governatore Zaia sia dal direttore generale della sanità Mantoan, perché adesso si tratta di capire se il governo ha recepito quelle che sono le richieste di modifica che avete appena sentito dal governatore Zaia. La richiesta è quella di poter riaprire, diciamo, le chiese per fare le messe con le persone, riaprire i teatri, riaprire il cinema, però con le indicazioni appunto delle distanze di sicurezza che dovrebbero essere attuate anche nei bar, nei centri commerciali, con ad esempio l'accertamento di evitare e di vietare l'assembramento al di fuori, ad esempio, dei bar, la consumazione soltanto al tavolo, accorgimenti di buonsenso di fatto, perché si deve cercare il più possibile di evitare assembramento di gente in piccoli spazi. Ecco perché ad esempio la partita delle discoteche resta confermata nella sua chiusura. Non c'è stata possibilità di cambiare qualcosa su quel fronte e fra poco sentiremo anche un titolare di una discoteca per sentire il loro punto di vista. Quindi queste sono le richieste e vedremo se verranno recepite. Le richieste che sono state prese in sintesi dalle 3 regioni più colpite, cioè Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dove si contano, lo ricordo, 223 contagiati, di cui 121 asintomatici, 59 ricoveri totali e 12 in terapia intensiva. Non abbiamo ancora il preside Chiarparin e allora io tornerei a parlare di Treviso. Allora risentiamo la situazione di Treviso con il dottor Benazzi, il dirigente della ULSS 2 Marca Trevigiana, sull'aggiornamento appunto nella ULSS del territorio della Marca. Dottor Benazzi, innanzitutto il bilancio aggiornato per quanto riguarda Treviso. Sì, allora noi rispetto a ieri che avevamo 35 casi siamo passati a 49 casi, però ecco voglio precisare, avendo testato anche i pazienti in geriatria, sono 14 persone ricoverate attualmente che sono positive ma asintomatiche. Per cui cosa succede? Succede che oggi sono qua col direttore medico, siamo in direzione medica, stiamo valutando, ecco, visto che sono positive e asintomatiche, di fare quello come facciamo con i positivi e asintomatici, i nostri dipendenti, cioè di spostare le persone tranquillamente a casa e le gestiamo a livello domiciliare, cioè manderemo il nostro infermiere perché non hanno più ovviamente nessun tipo di rischio. O addirittura spostare queste persone in un RSA se sono pazienti di RSA, sempre monitorate ovviamente come facciamo con chi è a domicilio, anche i nostri operatori, misurando la febbre ogni giorno eccetera. Però sono pazienti che oggi non sono più acuti, per cui il nostro intendimento è di arrivare a fine settimana a liberare la geriatria, liberare nel senso buono, nel senso di dire che questi pazienti non hanno più una fase acuta, possono tranquillamente andare a casa, quindi sanificare l'ambiente e poi ritornare, come dire, alla normalità, per cui la geriatria torna ad essere un reparto, un'unità operativa che può ovviamente accogliere pazienti che vengono da fuori in fase acuta. Tutti i pazienti della geriatria sono stati sottoposti a tampone? Sì, abbiamo sottoposto, stiamo finendo i pazienti, oggi il dottor Rigoli finirà il giro dei pazienti e poi ovviamente stiamo continuando invece con i nostri operatori che sono passati per la geriatria o hanno avuto contatti in modo tale da tranquillizzare tutti. Quelli che risultano positivi chiaramente va messo a domicilio e quindi li verificheremo a domicilio quotidianamente per 14 giorni. Per quanto riguarda i tamponi, quanti sono stati fatti e quanti restano ancora da fare e da controllare? Noi abbiamo fatto adesso il numero preciso, circa 230 tamponi, ne dovremo fare un'altra quarantina, diciamo oggi, e poi chiaramente alle persone che arrivano che hanno la sintomatologia SARI, quindi il grosso distress respiratorio, insufficienza respiratoria o distress respiratorio come si suol dire associato a febbre e tosse, a questi ovviamente quando entrano in pronto soccorso viene fatto il kit e viene verificato se sono pazienti che hanno portatori o di influenza o di coronavirus, quindi lo screenaggio lo facciamo, è serio, per cui in qualche modo riusciamo a dare delle risposte ai cittadini di garanzia e di sicurezza.
A voi intanto abbiamo mostrato poco fa l'incontro a distanza tra il presidente di Coldiretti Padova e gli agricoltori della zona rossa di Vo. Fra poco poi ci collegheremo anche con Valentina Visentini e Federico Cibotto che tornano appunto nella zona di Vo per darci conto di un'altra giornata in isolamento nel paese. Dicevamo, gli imprenditori del settore agroalimentare raccontano che vengono anche addirittura richiesti i certificati dei vini sull'assenza di virus. Le testimonianze riportate, la cantina di Mattia Farasin dice che si trova in territorio di Rovolon, si trova sul confine mentre il vigneto è in territorio di Rovolon. L'imprenditore è bloccato nella sua azienda ma non può lavorare le vigne e ne fa uscire la merce. Ad esempio altri titolari che raccontano di richieste assurde. Un carico di vini, racconta sempre Alessandro Facchini, titolare dell'azienda Acca del Colle, l'abbiamo sentito anche in questi giorni. Un carico di vini inviato a Parma prima dell'emergenza è stato respinto dal mittente perché proveniva da Vo. Si tratta di atteggiamenti irrazionali e inaccettabili che generano richieste assurde come quelle di esibire certificati sui vini e gli altri prodotti dei Colli Euganei che attestino l'assenza del virus. Vi potete rendere conto della situazione quando c'è una richiesta di questo tipo, cioè una richiesta che il vino proveniente da quella cantina non abbia il virus. Questa è la situazione davvero paradossale alla quale si trovano di fronte i coltivatori della zona di Coldiretti di Padova. Abbiamo la telefonata? Non ancora, stiamo sempre in attesa del dirigente scolastico che ci possa illustrare su come dal suo punto di vista verrà organizzata l'attività nelle scuole la prossima settimana, scuole che come ricordo vedono le lezioni sospese, le attività didattiche sospese, quindi gli alunni stanno a casa, ma le altre attività si possono effettuare, come lo scopriremo anche sentendo la voce della stessa dottoressa Maria Antonia Piva che avremo fra poco al telefono. Allora, visto che abbiamo parlato di Vo degli agricoltori, facciamo risentire allora Coldiretti le parole del presidente di Coldiretti Padova che oggi... ce l'abbiamo. Un buon pomeriggio alla dottoressa Maria Antonia Piva, dirigente scolastico dell'Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso. Buon pomeriggio. Ce l'avevamo. Va bene, allora facciamo sentire allora la voce di Coldiretti Padova che oggi ha incontrato gli agricoltori allo sbarramento di Vo. Buongiorno a tutti, Bersa Massimo, presidente provinciale di Padova, abito a qualche chilometro da qua, una decina, e sono qua questa mattina con il presidente di Montagnana e di Este per portare la nostra solidarietà a un territorio molto provato in questa settimana. Qua a fianco a noi abbiamo una rappresentanza di importanti aziende del territorio, perché Vo Euganeo, ricordo, è una comune dove l'agricoltura la fa da padrone e dove abbiamo circa più di 400 e 500 ettari di vigneto con 250 aziende e un 30 milioni di fatturato, quindi una realtà importante dal punto di vista agricolo e importante anche dal punto di vista della trasformazione e della vendita del vino e di agriturismo, quindi un cuore pulsante nella bassa padovana. Quello che chiediamo è una cosa, dopo 8 giorni, è una cosa semplice da un punto di vista anche se può essere anche un po' complessa, quello di riuscire almeno ad avere delle deroghe sui prodotti. Qua sappiamo non possono né uscire né entrare niente, nessun tipo di qualsiasi scambio. Quello che chiediamo è quello di cercare di attenuare e far sì che ritornare alla normalità facendo almeno scambiare le merci. Quello che è da sottolineare è che qualsiasi prodotto agricolo non ha all'interno il virus in sé, quindi quello che abbiamo sentito in questi giorni, quando qualcuno cerca di dire di volere dei certificati
virus free o quant'altro, anche a livello nazionale, fin da subito, da mercoledì, giovedì, ci siamo mossi per far sì che questo venga visto come una pratica sleale verso i nostri confronti, verso i confronti dei nostri prodotti del nostro Made in Italy. Questo è inaccettabile anche per un paese dove tante volte la prevenzione la fa da padrone, e quindi vorremmo anche un po' di rispetto e anche un po' di quel che si vuole anche a livello nazionale e a livello europeo. Quello che ci preme è di far sì, di far capire tutta la nostra vicinanza a tutte le nostre imprese. Siamo qua, lavoreremo per riuscire almeno a ottenere queste cose e poi pensare al giorno dopo, nel senso che la zona rossa è quella interessata, ma anche tutte le zone limitrofe avranno dei problemi economici. Quindi dobbiamo dare una grossa scossa. In questi giorni, già mercoledì scorso, come Camera di Commercio ci siamo mossi in maniera unitaria con tutte le rappresentanze di Padova. Abbiamo chiesto all'unisono una cosa sola al governo centrale, mettendo una lettera e mettendo anche diversi punti. La cosa abbiamo chiesto di avere una regia unica e di andare a puntare e andare al sostegno di un territorio così vasto e di dare quella forza, quella propulsione necessaria per le nostre imprese, perché altrimenti sarà dura ripartire. Torneremo a Vo fra pochissimo perché vedremo un video di del presidente del consorzio Vini Doc, Marco Calaon, che si trova in isolamento nella sua abitazione di Vo, ma prima sentiamo al telefono e la saluto. Buon pomeriggio, grazie della sua disponibilità, Maria Antonia Piva, dirigente scolastico dell'Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso. Buongiorno, buon pomeriggio. Anzi. Sì, buongiorno a lei, buon pomeriggio a tutti voi altri. Allora, dottoressa, le chiedo come affronterete la prossima settimana, perché tra le tantissime telefonate di queste ore molte sono proprio di insegnanti, docenti che non hanno ancora capito bene cosa devono fare. Voi come affronterete questa prossima settimana? Allora noi cercheremo di affrontarla come siamo abituati ad affrontare ogni avvenimento imprevisto, cioè in maniera molto concreta, molto lineare, attenendoci da un lato a quelle che sono le disposizioni di legge, dall'altro lato dando risorse e così mettendo in luce tutto ciò che l'autonomia scolastica, non soltanto chiaramente in condizioni difficili, è abituata a dare. Mi spiego meglio. Da domani le scuole riapriranno per quanto riguarda il personale della scuola, che sarà chiamato innanzitutto i collaboratori a iniziare le pulizie di fondo della scuola, attività di risanamento, di fronte alle quali peraltro io mi auguro che i comuni e la provincia di Treviso non lasciano sole le scuole per questa esigenza. E riprendono anche i lavori degli uffici e anche qui va detto che alcuni dei nostri impiegati già avevano dato nei giorni scorsi disponibilità per fare lavoro a distanza per alcune urgenze. Poi per quanto riguarda la didattica, che è la cosa chiaramente più importante, da domani cominceranno, o meglio continueranno, perché mi risulta siano già stati attivati in maniera più semplice, attività di formazione a distanza. Ci saranno lezioni in videoconferenza, utilizzo di particolari modalità online con le classi o con i singoli studenti. Insomma, sarà l'occasione per la scuola di portare alla luce ciò che magari in maniera meno visibile, meno continuativa viene fatta, cioè modalità diversificate di didattica. Questo è quello che noi faremo nella settimana prossima. Naturalmente poi ci saranno da affrontare altri nodi che sono forse più complicati, ovvero quelli dei viaggi di istruzione, della mobilità degli studenti, dei diversi scambi e attività che prevedono quello che noi chiamiamo l'outdoor della scuola. Queste sono cose probabilmente più complicate, anche perché prevedono una tempistica che va oltre la settimana. Senta, le chiedo questo, voi, ecco, lei ci ha spiegato, la settimana prossima voi riuscirete insomma a organizzarvi con le lezioni, diciamo, con la didattica telematica, ho capito male, no? Ho capito bene?
Sì, ha capito bene. Naturalmente a partire da domani ci saranno anche delle fasi preliminari, cioè riunioni dei diversi dipartimenti disciplinari o dei consigli di classe per strutturare in maniera più coordinata e continuativa questa attività. Però le scuole è già da qualche anno che stanno sperimentando quello che è la didattica digitale. Se apriamo il portale ad esempio della nostra scuola ma anche di altre, ci sono già delle piattaforme particolari per l'erogazione di contenuti didattici. Per non allarmare magari altri genitori di altre scuole, questa è la modalità delle lezioni telematiche, ovviamente variano da scuola a scuola, immagino. Sì, certamente. Dipende dalla possibilità. Sì, ecco, questo è vero senz'altro. Noi stiamo parlando come Duca degli Abruzzi di una scuola superiore, ma penso che anche le scuole del primo ciclo, ogni scuola in questi anni ha già provato a vivere modalità diverse di scuola, di erogazione contenuti, eccetera. Vede, io penso questo, è una grande scommessa. È una grande scommessa che paradossalmente potrebbe rendere ancora più compatto, più forte, più incisivo quelli che sono i contatti educativi tra la scuola, la famiglia e gli studenti. In altre parole, il tanto deprecato digitale che magari viene visto come uno strumento freddo, spersonalizzante, potrebbe invece creare delle aule che sono virtuali fisicamente ma sono molto molto calde come impegno, come responsabilità delle persone. Dice, insomma, si può creare un'opportunità da questo disagio, insomma, potrebbe nascere io da brava veneta e da brava trevigiana non amo piangermi addosso, mi piace prendere le cose coi piedi per terra, non avere mai sfiducia, cercare chiaramente di chiamare un po' fuori, così di coordinare ogni risorsa, anche quella che magari finora non abbiamo ben valorizzato o ben compreso. In ogni caso, ecco, da insegnante, comunque da dirigente scolastico, volendo appunto parlare un po' a tutti i tanti genitori che ci sentono, la cosa principale è che loro bisogna organizzarsi e sentirsi con i vari istituti, insomma, per sapere cosa fare da domani, perché mi chiedo... Certamente sì, direi di capovolgere forse i termini, nel senso che saranno i diversi istituti per il tramite dei coordinatori di dipartimento, i coordinatori di classe eccetera, che raggiungeranno le famiglie. Quello che credo sia importante è sempre focalizzare che la scuola non è assente, non lo è stata neanche i giorni scorsi, la scuola è fortemente presente accanto alle famiglie e bisogna anche un po' imparare a selezionare le modalità di contatto, evitare il proliferare magari di informazioni sui social che sono indiscriminate e fare capo realmente ai siti istituzionali della scuola e ai contatti diretti che la scuola in modo istituzionale farà con i ragazzi e con le loro famiglie. E con i rappresentanti di classe, quindi insomma il punto di riferimento deve essere questa filiera, perché immagino appunto in queste ore... Certamente si vede, noi fino a qualche anno fa si viveva in maniera molto molto stretta i rapporti umani, sociali, c'era la vicinanza del pianerottolo, l'idea del piccolo paese dove tutti ci conoscevamo. Poi questo è un po' tramontato. Il paradosso è che questa settimana che si apre potrebbe riportare prepotentemente fuori questa idea. Siamo uniti, lavoriamo assieme, magari lavoriamo non vedendoci ma sentendoci, dove per sentendoci intendo proprio il sentire affettivo, l'idea che c'è un collegamento, che nessuno è lasciato solo. Il consiglio comunque a tutti i genitori che ci seguono è quello di sentirsi con i vari rappresentanti di classe che a loro volta sentiranno allora, le scuole. Il primo consiglio è di visitare i siti istituzionali di ogni scuola,
dove vengono aggiornate ora per ora le informazioni e di aprire frequentemente anche canali come la posta elettronica ufficiale, perché lì di volta in volta può essere, come nel nostro caso, la Presidente del Consiglio di Istituto, oppure potranno essere i coordinatori di classe che sono i primi a raggiungere i ragazzi e le famiglie, le diverse classi, dando tutte le informazioni che servono. Benissimo, è stata chiarissima, speriamo di aver così anche rasserenato, insomma, aver dato indicazioni importanti ai tanti genitori che ci ascoltano. Questa parola, proprio rasserenare, mi sento di utilizzarla anch'io. È un momento non semplice, però in questo momento non semplice vale la pena di essere concreti, di guardare avanti, di stare coi piedi per terra e di non farsi un po', come dire, prendere dal panico, dall'idea dell'impossibile. Le chiedo di uscire per un attimo dal suo ruolo istituzionale, insomma, in quanto dirigente e da insegnante. Secondo lei è giusto prolungare questa sospensione oppure si poteva tornare in classe, secondo lei? No, io personalmente ritengo che in primo luogo la salute vada tutelata e che si debba avere fiducia nella scienza. La scuola poi più di ogni altro deve essere il luogo nel quale educhiamo a rispettare la scienza e averne fiducia. Penso che un ritorno precoce nelle aule certo ci avrebbe rallegrato tutti quanti, ma anche se esiste un'unica possibilità di contagio non sarebbe stato corretto forzare i tempi. Benissimo, grazie. Allora, grazie alla dirigente dell'Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso, che è stata chiarissima, grazie a Maria Antonia Piva. Grazie mille, grazie. Avete sentito allora le parole della dottoressa Piva per i tanti genitori che ci stanno seguendo, ma questo anche per i docenti. Questo sarà quello che farà il Duca degli Abruzzi e chiaramente poi si coordinerà con i suoi insegnanti. È una scuola superiore e il consiglio appunto è quello di guardare sui siti delle varie scuole e di osservare le mail, di sentirsi ovviamente con i rappresentanti di classe che a loro volta sono collegati con gli insegnanti per capire appunto da domani cosa si fa e quali sono le attività insomma previste. Il Duca degli Abruzzi farà anche lezioni telematiche. Le lezioni in ogni caso in classe sono sospese e quindi questo varierà di istituto a istituto, così anche per i docenti il consiglio è quello di collegarsi e di sentirsi con i vari presidi, i dirigenti scolastici, perché come avete sentito l'ordinanza che prolunga la sospensione dell'attività delle lezioni consente invece ai docenti di tornare a scuola per organizzare le lezioni e quant'altro. Allora la pubblicità e poi torneremo con una testimonianza importante all'interno del comune isolato di Vo.